lancio di fumogeni in questo momento, c'è anche lancio di bottiglie. Come vedete è un momento di tensione, sono partiti gli idranti. Sono le 12:45 quando Via Messico si trasforma in una zona di guerriglia. Da un lato gli oltre 3.000 manifestanti del corteo Pro-Pal che da 2 ore paralizzavano Corso Stati Uniti e la zona industriale di Padova e puntavano verso il terminal modale dell'Interporto. Dall'altro la polizia che al tentativo di sfondamento dei manifestanti ha risposto con l'uso degli idranti e il lancio di lacrimogeni, preceduti dal lancio di lacrimogeni, bottiglie di vetro e palloncini con vernice rossa da parte dei manifestanti. Il corteo stia ripiegando. Dopo un ripiegamento accennato, il corteo torna sui suoi passi. Volevamo semplicemente andare al terminal dell'Interporto a attaccare 2 striscioni per denunciare appunto queste aziende che ancora commerciano con Israele e sono complici del genocidio. Abbiamo subito non una carica ma un sacco di lacrimogeni sparati dalla polizia e idranti senza alcun motivo. La lunga mattinata della zona industriale di Padova era partita poco dopo le 9, quando spicciolati manifestanti avevano iniziato a invadere il piazzale del mercato ortofrutticolo. Bandiere della Palestina, gente di tutte le età, anche famiglie con bambini. Abbiamo deciso di bloccare l'Interporto di Padova, uno degli snodi commerciali più grandi della città, dove passa il sistema produttivo di armi e di merci verso Israele. Qui lavorano imprese come Maersk, MSC, che sono direttamente coinvolte nel genocidio in corso in Palestina. Percorrendo le 2 carreggiate di Corso Stati Uniti, il corteo ha prima bloccato la rotatoria che interseca Via della Ricerca Scientifica per poi dirigersi verso Via Messico. La paralisi è stata totale per oltre 3 ore. Sciopero oggi, sciopero domani! Padova così non si era mai vista, è uno dei blocchi più importanti e più forti che siano mai successi a Padova, peraltro avviene nel giorno dello sciopero generale. Le strade sono state chiuse non per scelta delle forze dell'ordine ma perché lo sciopero è riuscito in tutti i magazzini, abbiamo tantissimi lavoratori qua in corteo insieme a noi, non sono andati a lavorare. Una mattinata finita con un faccia a faccia che non ha registrato feriti né tra gli agenti di polizia né tra i manifestanti.